Presentati stamane al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento 3 nuovi ufficiali in sostituzione di altri che sono andati via. In particolare sono il tenente colonnello Luigi Di Santo, il capitano Marco Larrovere e il capitano Luigi Pacifico. In sostituzione del tenente colonnello Rodrigo Micucci al comando del reparto operativo è destinato il tenente colonnello Luigi Di Santo, 49 anni, originario di Vasto, proviene da corsi regolari dell'Accademia Militare di Modena, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza interna ed esterna e nella sua trentennale carriera, dopo una brevissima parentesi nei battaglioni mobili, ha sempre ricoperto incarichi operativi territoriali che lo hanno visto protagonista di importanti indagini a tutte le latitudini del Paese. Dopo una prima esperienza in Sicilia, nel Trapanese e nel Catanese, ha continuato a ricoprire l'incarico di comandante territoriale nel Casertano. È impiegato anche in teatro operativo estero nella delicata fase della dissoluzione della ex Jugoslavia. Da ultimo, sempre a Roma, è stato impiegato in seno al raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche in qualità di comandante del reparto Tecnologie Informatiche. Al comando della compagnia di Agrigento è invece giunto il capitano Marco Larrovere, 32 anni, sposato, originario di Chieti. Proviene anch'egli dai corsi regolari dell'Accademia Militare di Modena, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza interna ed esterna. Dopo un biennio trascorso quale comandante della compagnia di intervento operativo dell'8° Reggimento Mobile Lazio, ha comandato per 3 anni il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bologna a Borgo Panigale. Da ultimo, per 4 anni, ha assolto il delicato incarico di comandante della compagnia di Sorrento nel Napoletano. Infine, al comando della compagnia di Canicattì è giunto il capitano Luigi Pacifico, di 49 anni, originario di Taranto. Dopo aver svolto servizio nell'Arma quale sottufficiale, ha frequentato il 48° corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. Nella sua pluriennale esperienza territoriale vanta incarichi di varia natura, nel Palermitano in particolare, dove per 5 anni ha prestato servizio anche presso il prestigioso nucleo investigativo. Con il grado di tenente ha poi dapprima comandato il nucleo operativo della compagnia di Locri in provincia di Reggio Calabria, poi quello della compagnia di Marsala a Trapani. Dopo un biennio trascorso presso il 12° Battaglione Carabinieri Sicilia, ha da ultimo assolto per 6 anni, con il grado di capitano, il delicato incarico di Stato Maggiore di capo della sezione operazioni e informazioni della Legione Carabinieri Sicilia.